È d'estate, adesso è nel periodo diciamo più umido, penati. 9 agosto 2014, giornata per la pulizia dell'isola di Bacucco Bonello nel delta del Po. Siamo proprio ai margini della regione Veneto, proprio al confine con la provincia di Ferrara. Questa lunga lingua di sabbia di circa 1,5 chilometri in gestione a Veneto Agricoltura, importante per la sua valenza ambientale e anche per la valorizzazione del delta del Po. Allora ragazzi, siamo tutti qua, pronti, i sacchetti sono stati consegnati, ci dividiamo in due gruppi, una parte va verso destra, una parte va verso sinistra. Siamo all'interno di un progetto finanziato dalla Regione Veneta per tutelare questo habitat molto importante e all'interno del progetto una delle azioni era proprio di coinvolgere l'associazionismo locale e le cooperative di pescaturismo in una giornata di raccolta pulizia dai rifiuti che arrivano dal mare e che si accumulano sulla spiaggia. Ecco, il senso ambientale di questo lembo di terra. È un importante sito di nidificazione per molte specie di uccelli, in particolare la beccaccia di mare, ma è soprattutto uno degli ultimi tratti di costa non urbanizzata, sembra quasi di essere in Sardegna oggi qua. Ecco, quindi queste azioni hanno anche una funzione di valorizzazione e anche di promozione. Sì, il Delta sta scoprendo il suo lato turistico attraverso proprio la valorizzazione dell'ambiente e questi lembi di spiaggia sono proprio la bandiera blu del Delta Veneto. Ecco, cosa di più si può fare? Si può sensibilizzare la gente ed è quello che cerchiamo di fare, però più che farlo noi ente gestore lo lasciamo fare a chi lavora nel territorio, in particolare i pescatori che fanno attività anche turistica, sono loro le persone più credibili per spiegare ai visitatori, ai turisti come vivere il delta. E quali organizzazioni sono state coinvolte oggi? Oggi sono qui il WWF. C'è un'altra associazione che si chiama Le Dune che opera sempre nell'ambito naturalistico, c'è la cooperativa Oasi che è la cooperativa di guide del parco, c'è la cooperativa Oasi e mi sembra di averle ricordate tutte. Una striscia di terra, di sabbia di 1,5 chilometri, come può essere importante per un comune? Per noi è molto importante perché è uno dei punti d'eccellenza di visitazione, è un punto che vogliamo sviluppare, è tra i due rami del Po della Donzella o del Po di Gnocca e per noi è un centro naturalistico di importanza che si va a inserire. Dalla parte turistica abbiamo le due spiagge Boccasette e Barricata e questo sarà un punto d'eccellenza di visitazione.